Io in questa slide avevo preparato la definizione di software libero, ma penso sia inutile, visto che comunque ci sono stati altri talk che hanno approfondito l'argomento. Cioè, volevo fare la differenza tra software libero e open source, che però, vabbè, in certo sono uguali. Questa è solo una foto ricordo di Richard Stallman, che è stato il creatore del movimento del software libero, e in particolare tempo fa è uscita la biografia che vi consiglio di leggere perché in alcuni momenti è anche commovente, mi sono commosso, ma non importa. Mentre loro due sono Paul Perkins e Ray Kramer, sono quelli che hanno creato il concetto di open source. In pratica è la stessa cosa, solo che loro hanno detto prendiamo le stesse cose del software libero e ci facciamo i soldi. In pratica è questo. Questo è un omaggio così centro e sinistra, ho visto che è mancato di recente. E io di solito generalizzo il software libero, open source come più o meno la stessa cosa. Però il software libero non è il software del tutto, questo sia chiaro, è già stato detto. Questo è un altro concetto importante su cui io punto molto ogni volta, che l'informatica va insegnata per concetti. Cioè che non esiste un software, si impara un tipo di software, si imparano i concetti per cui quel software funziona. Quindi prendiamo Word, prendiamo un pezzo di font di testo, l'allarghiamo, questo concetto dell'allargare il font funziona su tutti i software, non sul suo, per fare un esempio. Bene, adesso comincerò con una carrellata di software che viene usato generalmente a scuola, che è il posto dove lavoro. Se non mi ho alto, ok. Bene, cominciamo subito dall'editor testo, che è quello più usato in tutte le scuole è Word, e nelle versioni, quella che c'è, nel 2003, 2008, e via discorrendo. Questa è una schermata. L'alternativa è, questi sono i prezzi che ho trovato sul sito della Microsoft delle licenze di Word. Capite che anche esistono anche delle licenze per le scuole, però non ho trovato il prezzo. Però per una scuola installare Word su metti 80 computer comincia ad essere una cifra stanziante, insomma. Se invece usiamo OpenOffice abbiamo tutto questo risparmio e le funzionalità sono identiche. Questa è una schermata di OpenOffice, fa un sacco di funzioni in più. È un sacco di cose che nella scuola nemmeno vengono usate, quindi nella scuola andrebbe bene appunto per spiegare il concetto di editor di testo. Questa vabbè è una schermata in tedesco, non importa, però fa vedere che di là di fianco c'ha le revisioni, esatto, come Office, insomma. Questa è la stessa cosa che però c'era su Linux, questa qua era su Windows e basta. Poi la seconda cosa che si usa a scuola è il foglio elettronico, l'Excel, e la stessa funzione la fa anche OpenOffice. È praticamente uguale, la scuola va bene uguale, quindi per l'insegnamento va benissimo per risparmiare. Stessa cosa per le presentazioni, sempre qua, sempre OpenOffice, e basta. Adesso poi nelle scuole si usa anche un programma di grafica, quello più famoso è Photoshop. E questi sono i prezzi. Tante volte mi è capitato di un insegnante di orientamento che dice guarda mi installi Photoshop, dico non ce l'ho Photoshop, cosa si devi fare? Se devo ritagliare un'immagine, per dire un esempio. È stupido installare un Photoshop caricato per ritagliare un'immagine, c'è tanto bene GIMP che possiamo usare questo. E anche GIMP di funzioni ce n'è un bel po' che non conosco tutte, che non sono in grafico, però a scuola va benissimo questo, tranne negli istituti di grafica dove lì magari un po' più settoriale e hanno bisogno forse proprio di Photoshop. Poi abbiamo Inkscape per la grafica vettoriale,
questo è un esempio. E un'altra cosa che si usa a scuola è il CAD. Quello più famoso è l'AutoCAD, che comunque è potentissimo, fa di tutto, ci progettano di tutto, però ha il suo costo anche qua. E i prezzi non li ho trovati online. La controparte open source è QCAD. Qua vedete che c'è scritto QCAD Professional 24 euro. Cosa vuol dire? Che QCAD ti dice sì, io ti do i sorgenti, ci fai quello che ti pare, però se vuoi la versione compilata da installare mi dai 24 euro. Però te ti puoi scaricare i sorgenti, ti compila da solo, sei a posto. Poi mentre facevo questa slide ho scoperto che QCAD ha anche delle funzioni per il 3D che io non sapevo, non usando il CAD, quindi non sapevo. Per il 3D abbiamo Blender, abbiamo visto anche prima un'altra presentazione, quindi non più veloce. Questo è il film che hanno fatto Big, non mi ricordo il nome, Big Bang. Vabbè, è un film che hanno fatto tutto in 3D con Blender, anche questo è open source. Se voi andate nel sito e comprate il DVD, oltre al film, dentro vi danno anche tutti i modelli di 3D, dei pupini, delle texture, tutto quanto. E vabbè, questa è una parentesi che volevo fare io sul computing, perché è comodo, praticamente uso questo per fare queste presentazioni. Ho usato Google Document, che è online, anche per ridimensionare le immagini. Io uso quello che c'è lì di fianco, Pixel, si chiama. Però ho scoperto che c'è anche la suite di Office che si può usare online, Photoshop, ma questo in realtà non ci interessa in questo momento. E c'è anche l'antivirus open source, quello più famoso. In realtà non so se ne sono altri, però c'è questo che è abbastanza potente, il ClamorV, che viene usato in multipiattaforma, che è questo, Windows, Linux. Questa è una schermata per Windows. Ecco, ultimamente è uscita questa versione, come vedete in alto, Powered by Immunet. La versione vecchia di ClamorV non aveva il motore real time, cioè non è che ti metti la chiavetta USB e dici c'è un virus, non si accorgeva, mentre con questo qua adesso le cose sono evolute e c'è anche il motore real time. Questo è ClamorV che gira su un server a scuola e fa la scansione ogni notte nel cartello condiviso. Infatti qua vedete la ricerca degli studenti, poi passiamo al browser internet, Explorer, la schermata la conosciamo tutti. Quindi andiamo avanti, ci sono prodotti migliori, sempre open source, Firefox e Chromium è quello open source. Chromium è la versione open source di quello rilasciato da Google, che è uguale alla fine. Questo, io preferisco questo perché è più veloce anche rispetto a Firefox, e c'è anche le web application, le chiamo così, e poi ultimamente mi sono imparato queste cose, quindi questa è la schermata di Google Chrome che fa girare YouTube. Ok, un'altra piaga di Windows è questo qua, Windows Media Player. Io poche volte che l'ho usato mi sono trovato male, perché comunque l'interfaccia, la vediamo, è brutta e ha anche il difetto di non leggere tutti i filmati. Certi DVX magari mancano i codec non si trovano, bisogna cercarli. Io non voglio perdere tempo, mi installo MPlayer per dire che legge tutto, quasi tutto, legge anche, questa è una schermata di Harry Potter. Questa è un'altra particolarità di MPlayer perché è molto modulare. Infatti, quello in alto là è un film, non so quale, che viene fatto vedere con le librerie ASCII ART. Infatti se vedete lì sono tutte le lettere e simboli ASCII, insomma, per vedere il film. Poi MPlayer è stato portato anche sull'OpenMocha. Sapete tutti cos'è l'OpenMocha? Non lo sapete, vabbè, è un vecchio progetto andato malissimo di un telefono open source. Cioè, a parte il sistema operativo open source c'è anche tutti gli schemi open source. Comunque è andato a finire male, quindi non può. L'altro player che io uso io e consiglio che installo in tutti i computer delle scuole è VLC, perché con questo veramente legge tutto, l'interfaccia è più immediata rispetto a quella dei miei player
e non ci sono problemi. Adesso abbiamo la parte interessante, quella anche più divertente, perché fino a qua è divertente fino a un certo punto. La condivisione dei file. Il prodotto più usato, vabbè, è un Windows Server che nonostante sia un prodotto Windows ha dei pregi, diciamo così. Mettendo in un dominio, sapete cos'è un dominio di Microsoft? Vabbè, è un server configurato in maniera tale che te appena accendi un computer client, metti la tua password, il tuo username, ti trovi salvato le tue impostazioni, la tua cartella personale e non importa da quale computer ti connetti, ti ritrovi sempre le tue impostazioni. La cosa bella questo non dovrei dirlo, è che ha delle policy per cui puoi permettere all'utente, per esempio, di non vedere il disco C e cose così. E non cambiare il testo, limitazioni per l'utente. In ambito Windows si usa Samba. Il protocollo inventato dalla Microsoft per la condivisione di file nella rete si chiama SMB, loro l'hanno chiamato Samba usando le stesse tre lettere. Samba è solo un programma che gira nel server e permette al computer di condividere i file con il client Windows, quindi non solo Linux, insomma, e anche Mac. E da questo, da Samba, poi ci hanno fatto delle distribuzioni particolari, dove c'è questa, la mia preferita, che fa quasi tutto con un server Windows Server, tranne quella cosa delle policy, però il resto fa tutto. Queste vabbè sono le schermate che avevo fatto per fare le prove. La cosa bella di SME è che tipo in un'ora c'è un server già funzionante, mentre con Windows Server installi, configuri, ci passi un paio di pomeriggi tutti qua, in un'ora hai fatto tutto. E vabbè, abbiamo qua le schermate con gli utenti, le cartelle condivise, l'antivirus, anche qua vediamo che c'è il ClamV, quello che dicevamo prima. E anche qua dietro c'è una comunità molto attiva e questi sono tutti i pacchetti aggiuntivi alla versione base di SME Server. Vabbè, c'è per gestire le stampanti, dove c'è un'altra cosa, vabbè, delle cose in più aggiuntive. Se vogliamo una cosa un po' più semplice, un po' più limitata, si può usare un NAS. Un NAS è solo un sistema, un computer che sta online, in rete, e condivide le cartelle, e basta, fa solo questo. Non per forza deve essere un computer, adesso se andate al MediaWorld, quei posti lì, vi comprate degli affarini grossi così, con 150 euro, avete un NAS, con un sistema operativo proprietario, ma vabbè, sono altri discorsi. In ambito Linux c'è questo, c'è OpenFire, è un sistema abbastanza potente, sempre basato su Linux e Samba, e c'è anche questo FreeNAS, che io lo preferisco OpenFire perché è più leggero, è basato su BSD. Questa è la schermata dell'ultima versione uscita, ha tutti i servizi, i protocolli che servono per la condivisione. In realtà io qua ho attivato solo Chiefs, che è quello per condividere i file di Samba, e SSH, perché io l'ho visto dappertutto. Il BSD però non è basato su Linux, ma su FreeNAS, non è basato su Linux, ma su BSD, che è quello lato di Unix e open source. Bene, poi arriviamo al mio punto in cui preferisco, Internet Proxy. Partiamo dalla definizione. Un proxy è un affare che sta tra Internet e il resto della rete e lui decide quali computer vanno su Internet, cosa possono vedere, non possono vedere tutte queste cose qua, fa la cache, quindi è più rapido. Su Linux c'è Squid, quello più potente, ce ne sono anche altri, però Squid è quello più supportato, più usato. Da Squid poi sono nate vari tipi di soluzioni. Il pick-up si basa sempre su Squid, Dance Guardian, ma il cuore sotto è BSD. Questa è una schermata, tutti sono gestibili via web, quindi non devi andare fisicamente davanti al computer per configurarlo. Ma okay, il mio preferito però è Smoothword, perché è più
c'ha una funzione che mi interessa molto, però non posso dire. Vabbè, sia Smoothwall che Pico hanno un pacchetto aggiuntivo che si chiama Classroom Extension, che è quella cosina lì che vedete lì. In pratica voi decidete un range di indirizzi, tipo alcun laboratorio va dal 10 al 100, secondo dal 100 al 200, e arrivate ad avere queste serate qua, in modo da poter bloccare la navigazione solo a un certo laboratorio o un altro, che a scuola comunque è una cosa utile che si usa praticamente sempre. E vabbè, questo è un trucco che avevo sviluppato per bloccare Facebook agli studenti. In pratica tutti i client hanno impostato il DNS come Smoothwall, quindi quando il client apre Smoothwall, in realtà il DNS lo rimanda a quell'indirizzo lì che non esiste. Vabbè, la cosa qua divertente è che invece di rimandarmi a un indirizzo esistente con magari ti viene fuori una base che dice accesso negato, no, io l'ho mandato a un indirizzo che non esiste, per cui vabbè, lo studente sta lì, carica, non succede niente e si incavola un po' di più. No, vabbè, queste sono piccole cattiverie, piccole questi sono vabbè, esempi di server che ho configurato. In particolare qua sopra abbiamo Smoothwall, quello è un vecchio PC della Compaq che era un Pentium 2, ma vecchissimo, e il processore non c'era nemmeno una lenta di raffreddamento, quindi era vecchio da destra, però ha sempre funzionato benissimo, con 2 schede di rete, nel monitor lì passano i log, quindi potevi vedere cosa... Lo sapevi, quindi sai. Sì, ma era vecchio, poverato. Sono su anch'io. E comunque funziona benissimo. La lenta quella... Esatto, sì. Mentre sotto quella che non serve un po' più potente, dove ci avevo messo SmithServer per gestire un po' di utenti così. Questa è un'altra, fatta l'anno scorso, adesso abbiamo Smoothwall per il proxy. E poi ci avevo messo un altro computer, poi ci avevo messo Samba con la Debian perché mi volevo divertire un po' di più e quindi se no avrei potuto comunque metterci SN7. Poi vabbè, qua c'è un altro esperimento con Asterix, con una fonera che ha gestito per un paio di giorni il telefono, poi non serviva a nessuno, l'ho smesso. Questo invece è quello che sto lavorando adesso, insieme al mio collega che mi si nasconde. In pratica in quel computer a destra ci abbiamo installato OneAware, che gestisce 2 macchine virtuali, un proxy tra un Smoothwall e E vabbè, questa foto è un vecchio server che abbiamo riciclato, che stiamo sistemando per poi spostarci tutte le immagini qua. Altro? Sì. Un'altra cosa importante che uso molto da diversi anni è questo MRBS. È la sigla, non mi ricordo cosa vuol dire, management qualcosa. In pratica è semplicemente un calendario online dove te puoi gestire le prenotazioni dei laboratori. Questa è una schermata di lunedì, così guardiamo che cosa so. E vabbè, qua con la password puoi aggiungere le classi. Ecco qua, io l'ho modificato un po'. Tipo vabbè, ho messo questa cosa per aggiungere ore fisse, temporanee o quel menu in alto alla destra, perché nella versione che ti scarichi non c'è. Questo essendo software libero puoi farlo perché c'è tutte le sorgenti a disposizione e vabbè, se sei capace non clicchi. Io sono capace, quindi... Bene, poi vabbè, a scuola si usano anche le lingue, ma ne abbiamo già viste e parlato ampiamente. Questo è un altro stesso concetto. E poi per le scuole ci sono anche delle distribuzioni fatte apposta. C'è Ubuntu, che io non ho mai usato, però so che c'è. Ci sono anche per le scuole elementari, questo è Didatux, ma quella che mi piace di più, nonostante non la usi, è questo Doodle Linux, perché c'ha l'interfaccia più semplice. Queste sono distribuzioni Linux pensate per i bambini, e quindi questa è sempre più semplice, al bambino il risultato più semplice, penso.
Poi abbiamo Itis Linux, che è una distribuzione italiana basata su Ubuntu, fatta apposta per gli istituti Linux. Dentro, vabbè, è un Ubuntu che dentro tutto il software che servono agli istituti, esattamente non so, dei programmi di matematica, non l'ho mai provato, quindi non so esattamente, però esiste, è un progetto italiano, ripeto, che sta andando avanti, insomma, ha abbastanza successo. Bene, un altro progetto utopico, direi quasi, è questo Reactos. È un sistema operativo libero anche questo, il cui scopo è emulare o cercare di emulare Windows. Quindi che ti installa questo sistema operativo e dentro ci puoi installare tutto il software che normalmente usi con Windows. Qua abbiamo Diablo, un gioco che ci può mettere Word, Office, e hanno pensato bene di farli fare anche il schermatura. E vabbè, ho conosciuto anche lo sviluppatore, però è stata un'esperienza un po' così. Un altro mio collega l'ha conosciuto in altre vesti, è stato ancora un po' più. Come altre vesti? Diventa così sono molto imparato. Bene, un'altra cosa interessante con le scuole sono questi libri. Un altro progetto in italiano sono dei libri di matematica e quelli in fondo si vede poco e di fisica. Anche questi sono open source, cioè qualsiasi professore può arrivare e dire no, questa la facciamo un po' diversamente. E vabbè, ovviamente lì c'è una comunità che dice sì, no, però anche questi sono libri che possono essere scaricati. Sì, si scaricano da questo sito, si scarica il PDF, poi vabbè, se lo vuoi stampare ovviamente te lo stampi o lo compri da voi, però è comunque a costo zero, lo devi modificare. Basta, ho finito, questo sono io.